Due luoghi lontani, un unico obiettivo: ascoltare l'universo come non abbiamo mai fatto prima. A Nuoro, le principali istituzioni scientifiche italiane e sassoni, a sostegno delle rispettive candidature a ospitare Einstein Telescope, hanno firmato un accordo di cooperazione tra la regione Sardegna e la Sassonia. L'accordo rafforza quindi la collaborazione tra il sito candidato di Sosenattos, nel nuorese, e quello della Lusazia, in Germania, aprendo alla possibilità di una configurazione chiamata doppia L. Due rivelatori sotterranei, separati da migliaia di chilometri, ma coordinati come un unico grande osservatorio. Oggi davvero è un passaggio importantissimo, anche con delle ricadute immediate, e credo che sia importante oggi davvero far capire alle persone con questi accordi, che non sono solo accordi scientifici ma sono pratici, che ci stiamo avvicinando. To bring regions together, to bring people together and build a bridge across Europe. And this is what makes these things so exciting, that we have in a diverse, open Europe, that we come together and that we can do this together. And this makes this day today so an exciting day for me. Ma perché costruire due rilevatori distanti? Il primo vantaggio riguarda l'affidabilità delle osservazioni. Ogni territorio è caratterizzato da rumori sismici e ambientali differenti. Confrontare i dati raccolti nei due siti aiuterebbe quindi a distinguere il segnale di un'onda gravitazionale da una vibrazione prodotta localmente, riducendo sensibilmente il rischio di falsi allarmi. Il secondo riguarda la qualità delle misurazioni. Grazie alla diversa posizione e orientazione dei due rivelatori, la rete potrebbe osservare i segnali in modo più completo, permettendo agli scienziati di ricostruire con maggiore precisione da quale direzione arrivano e di comprendere meglio gli eventi cosmici che li hanno generati. Infine, la WL potrebbe offrire una struttura più semplice rispetto al progetto triangolare concentrato in un unico sito. Un numero inferiore di interferometri e una diversa organizzazione dei tunnel potrebbero ridurre la complessità degli scavi, le dimensioni delle caverne sotterranee e una parte importante dei costi infrastrutturali. L'accordo non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo passo nel cammino europeo di Einstein Telescope. Il sito di Sosenattos è caratterizzato da un rumore sismico estremamente basso, una condizione fondamentale per riuscire a rilevare segnali debolissimi e accedere a frequenze oggi difficili da osservare. Dalle profondità della Sardegna potrebbe così nascere uno degli strumenti scientifici più avanzati al mondo, un osservatorio capace di esplorare buchi neri, stelle di neutroni e di portarci sempre più vicino alle origini dell'universo.